Buongiorno a tutti, siamo all'Abbazia di Sant'Eustachio, la vedete qui alle mie spalle in un contesto storico millenario bellissimo. Desidero innanzitutto ringraziare la famiglia Giusti, Gildo Giusti in particolare, non solo per aver recuperato questa abbazia, ma per aver dato la disponibilità per organizzare questo importante convegno odierno che ha, come scopo lo studio e la valorizzazione della Recantina, questo vitigno autoctono del territorio. Grazie all'Accademia della Vite, all'associazione Graspo e anche all'Asolo Montello di OCG, al consorzio, oggi si discute della Recantina non solo per valorizzarla come vitigno storico, ma anche per studiarne le capacità, soprattutto di resistenza, in un momento in cui si discute di sostenibilità ambientale. Quindi un convegno che ci permette di recuperare le nostre radici, di valorizzare questo vitigno e di capire anche dove va il mondo dell'agricoltura, ma soprattutto della viticoltura.